Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la sezione territoriale di Agrigento dell'ANCRI, Associazione Nazionale Insignita al Merito della Repubblica, presieduta dal cavaliere Pietro Sicurelli, propone un importante seminario sul tema stalking e condotta persecutoria, aspetti psicologici, giuridici, sociologici e disfunzionali. La rappresentazione sui media e social. L'appuntamento è stato domenica 25 novembre 2018 presso l'Hotel De Pini di Porto Empedocle. Oggi siamo qui riuniti con eminenti relatori proprio per discutere di un tema che va per la maggiore, in un periodo in cui tutte le relazioni significative, tutti i vari legami sono impontati dalla liquidità, dalla fretta, dalla frammentarietà, dall'assenza di fiducia. Ci occuperemo appunto in questa giornata importante quale il 25 novembre e ricordiamoci che discutere di violenza ogni giorno noi operatori e esperti del settore ce ne occupiamo. Comunque parleremo quindi di come alcune volte l'amore, che potrebbe essere una cosa così molto semplice, invece diventa distinto e caratterizzato da elementi disfunzionali e patologici con forme tremende quale per esempio il ghosting o anche appunto lo stalking. Io innanzitutto ringrazio l'organizzazione che con molta fiducia mi ha invitato per illustrare dal punto di vista giuridico il tema oggetto di questo incontro. Oggetto dell'incontro è lo stalking. Meglio, gli atti persecutori, una condotta di un soggetto che produce danni nei confronti della vittima. È una fattispecie nuova, anche se risale ormai al 2009, nel nostro ordinamento non era prevista questa figura, è stata introdotta proprio per punire tutti quegli atti che il molestatore seriale compie nei confronti della vittima. Credo che bisogna andare oltre la legge sullo stalking, è una legge che, come ci dicono gli addetti ai lavori, ha cambiato un po' le regole del gioco, ha sicuramente contribuito a determinare meno comportamenti criminali nei confronti delle donne, ma purtroppo i numeri ci dicono che non è tutto risolto, ma che bisogna continuare a lavorare. Credo che incontri come questi siano certamente finalizzati a aprire nuovi canali anche nel rispetto che deve venire verso l'altro sesso attraverso le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie sono diventate e sono, pensate solo a quello che può fare WhatsApp, degli strumenti infernali proprio per cercare di perseguitare una persona.